Bentornati a Cattoliche e dintorni. Sembrano avere già le idee ben chiare, quasi 500 studenti che hanno varcato il portone di via Trieste per assistere al primo Open Day dell'anno. Senza troppi tentennamenti hanno scelto la presentazione della facoltà che intendono frequentare dopo la maturità. Andiamo insieme a conoscere quali sono le loro aspettative. Everybody's gonna love today, gonna love today, gonna love today. Everybody's gonna love today, gonna love today. Anyway you want to, anyway you've got to. Love, love me, love, love me, love, love me. Tu sei? Marco Bezzi, Sei interessato a quale facoltà? a lingue. Hai già deciso o hai ancora qualche dubbio? No, ho deciso, anche perché continuerei col corso di studi che sto facendo alla mia scuola, Lunardi, quindi lingue. Faccio già 3 lingue e quindi sono venuto qua appunto per informarmi. Ho guardato un po' anche tipo lo Yulm a Milano, a Bergamo e a Verona, ma siccome abito in centro, a Brescia, sono più vicino qua, sono più comodo. Che scuola provieni? Liceo linguistico Pia Marta. Vuoi mai questo interesse per la psicologia? Perché mi piacerebbe studiare comunque come funziona la mente dell'uomo. Cosa vuoi tu? E visto che l'aprono qui a Brescia, anche restare qui in città sarebbe bello. Non so, ero indecisa, forse psicologia, però dipende un po' dalle scelte adesso che vedo. E come mai la scelta della Cattolica? Non lo so, adesso stiamo confrontando un po' le varie università, oggi c'era l'Open Day e quindi siamo venuti ad appurare le scelte. Secondo voi la Cattolica può avere un valore aggiunto nella vostra formazione? Beh, credo che tutte le università siano buone se uno ha voglia di studiare. Da che scuola provenite? Liceo linguistico di Casalmaggiore. E siete interessati alla facoltà di lingue? Sì, Conoscete già come è strutturata la facoltà della Cattolica? no. Ma hai già le idee chiare su cosa vuoi fare? Più o meno. Lingue ed economia. Che lingue ti piacerebbero studiare? Inglese e russo. Sai che c'è anche cinese qua da noi? Sì. Non ti interessa? Sì, abbastanza. Voi invece? Io vorrei fare relazioni internazionali. Sì, lingue e spagnolo forse. Devo ancora decidere la seconda lingua, però insomma penso spagnolo o francese. Quindi tutte avete già le idee chiare, avete già scelto cosa fare. Diciamo di sì. Tu invece? Relazioni internazionali, inglese e spagnolo. Benissimo, ottima scelta. Sono interessata sulla scienza della formazione, indirizzo scienza della formazione e soprattutto su educazione nell'infanzia. Da che scuola provieni? Chiari, TCG e Naudi. Non c'entra niente. No, è appunto più, non è che c'entra molto con... Come mai ti interessa questo settore? perché mi piace il contatto con i bambini, con la società. Basta. Hai già deciso oppure ancora qualche dubbio? No, dubbi. E tu invece? Io sono venuta a accompagnarla, però ero interessata un po' a psicologia, però molto vagamente, non so ancora bene. Perché? Perché comunque la mia scuola non mi prepara a psicologia o comunque neanche alle materie umanistiche, perché ho più un perito aziendale, quindi ho ancora 1000 dubbi. Cosa vorresti fare dopo? Non lo so. Scusate, vi posso disturbare? No. Avete appena ascoltato la presentazione della facoltà di lettere. Qual è stata la vostra idea? Beh, credo sia una facoltà abbastanza interessante e impegnativa, perché vabbè, comunque io vorrei fare lettere classiche, quindi latino-greco, poi non ho mai fatto greco perché faccio un liceo scientifico. Da che liceo provieni? Da Liceo Leonardo, che anche faccio l'indirizzo linguistico, però vedremo. Vi ha convinto un po' la presentazione del professor Valvo? Sì, soprattutto diciamo è più interessante secondo me la parte riguardante lettere moderne più che quelle classiche. Professoressa D'Alè, lei insegna matematica presso un liceo scientifico.
Come sono orientati gli studenti verso una facoltà scientifica? Allora, sicuramente gli studenti che si rivolgono a una facoltà scientifica sono pochi. La matematica è sempre la bestia nera fra le materie di una scuola superiore. Non si esclude però che all'interno dei ragazzi che io seguo dalla prima e sono ormai in quinta scientifico, qualcuno scelga proprio matematica. Si parte sempre con tante difficoltà in questa materia, ma man mano che i ragazzi scoprono il piacere di risolvere un problema piuttosto che di affrontare alcune questioni, se vuoi anche solo a livello teorico nella prima fase, diventa questa una cosa entusiasmante e trovano questo entusiasmo nel ricercare poi soluzioni diverse. Secondo lei ci sono dei segnali in controtendenza? Già l'anno scorso noi abbiamo avuto un raddoppio delle facoltà scientifiche, oggi vedo un buon numero di studenti che sono intenzionati ad ascoltare la presentazione della facoltà di Scienze Matematiche e Fisiche. Ci sono dei segnali in classe su questo? Allora, io è il primo anno che ho la quinta scientifico, quindi non posso far paragoni. Prima insegnavo in un pedagogico, sicuramente vedo l'entusiasmo diverso e la volontà diversa, ancorché anche nel pedagogico alunni che poi hanno fatto la facoltà di matematica ne abbiamo avuti, con dei buoni risultati finali. L'Università Cattolica e il Centro Servizi per il Volontariato hanno dato vita ad un nuovo centro di ricerca. È l'Osservatorio sul Volontariato, un centro per eccellenza per promuovere studi e ricerche legati al mondo del volontariato, ma anche attività di formazione per chi opera in questo settore. Ascoltiamo dalle parole del direttore di sede, dottor Luigi Morgano, e dal presidente CSV Giampiero Briola quali sono le linee guida di questo centro. C'è un interesse da parecchi anni della sede bresciana dell'Università Cattolica rispetto alla problematica. Non a caso i nostri docenti sono stati particolarmente impegnati anche negli anni scorsi, soprattutto nell'opera di formazione della realtà del volontariato, ma anche con una serie di progetti. A me pare particolarmente significativo che in questo momento il Centro Servizi Volontariato, una realtà, quella bresciana, che a livello nazionale si impone per la forza della qualità dei progetti che realizza, della preparazione dei numeri delle associazioni di volontariato, abbia trovato un'intesa con la sede bresciana dell'Università Cattolica che per la presenza umanistica molto forte, per il know-how proprio di molti dei propri docenti è in grado davvero di dare una collaborazione di alto significato. Vogliamo fare con questo osservatorio un centro di eccellenza per la ricerca, per la formazione, per la motivazione, la capacità quindi di creare a Brescia una realtà in grado di dialogare sicuramente con il contesto nazionale, ma non solo, quindi almeno a livello europeo. È una sinergia secondo noi importante e fondamentale per mettere insieme la capacità di ricerca e la capacità di riflessione del mondo universitario, oltre alla capacità di divulgare poi attraverso la società civile e gli studenti il rapporto tra il volontariato e il mondo civile, e mettere d'accordo la fattività e il modo di operare quotidiano del volontariato. Due mondi che spesso non riescono a capirsi o non riescono a parlarsi, che invece sono fondamentali, perché il volontariato senza la conoscenza vera della realtà non riesce ad operare, a lavorare, se non su un bisogno emergente, ma in modo mai assolutamente strutturato. Quali saranno i filoni di ricerca che chiedete all'Università Cattolica di intervenire? I filoni di ricerca saranno rivolti soprattutto ai giovani, alla società civile, quindi capire quali sono i bisogni emergenti, ma soprattutto cercare di capire come si possa intervenire su dei bisogni che spesso non sono assolutamente materiali, ma sono dei bisogni veramente umani o di sofferenza e di solitudine, e quindi cercare di capire esattamente come sono questi bisogni e in che maniera possono essere affrontati, e questo lo si può fare solo con una conoscenza reale e scientificamente provata di quello che è il problema. L'Osservatorio sul Volontariato è stato formalizzato da poco, ma la sua attività è iniziata circa un anno fa con uno studio sulle famiglie affidatarie che verrà presentato nel convegno di giovedì 6 marzo alle ore 9 presso la sala polifunzionale dell'Università Cattolica. Prima di salutarvi vi segnalo che giovedì 6 marzo alle ore 15:30 l'Ala Magna ospiterà l'incontro Vite contro le mafie. Ospiti 2 testimoni che racconteranno il loro impegno in Calabria per promuovere la legalità.
Da Via Trieste per questa puntata è tutto, io vi do appuntamento alla prossima settimana. Grazie per averci seguito. Thank you.